nel popolo, vedete che il commissario ha approvato il piano delle opere pubbliche. Dentro il piano delle opere pubbliche per le due priorità c'è per Fosfati e Parchesi del Pio X. Non l'ha fatto Bertoncello, o questa coalizione che si candida, o quella passata che lo voleva. È il commissario che ha messo nel suo bilancio le priorità di questi due interventi, e ci stiamo facendo tutta una campagna elettorale dove si inizia un ragionamento e si dice bene commissario, bravo commissario, brava e vattene commissario, umiliando per due motivi la città, spero che lo capiscono. Uno, quando si dice bene commissario, io credo che noi dovremmo vergognarci, perché quando si dice bene commissario vuol dire che accettiamo che una città che non è stata in grado di darsi un sindaco deve essere governata da un funzionario dello Stato. Il commissario accetta il suo lavoro, brava persona, non fa tecnico, ma se uno dice ogni volta che interviene il primo bene commissario, vuol dire che umilia la città. Così come un'altra questione che umilia la città, ma forse non se ne rendono conto, quando dicono ci vuole l'archipiere. Attenzione, se uno teorizza che il governo deve essere uguale, governo, regione, provincia, comune, è bene che noi non abbiamo mai lottato. Se per avere dei vantaggi a Portogallo dobbiamo avere la filiera del centro-destra da Roma fino a qua, vuol dire che non serve le votazioni. Io invece vi dico che noi negli ultimi 5 anni abbiamo investito 100 milioni di euro perché la regione ci dà dei soldi. La regione ci dà i soldi non perché siamo belli, bravi, bianchi, rossi, verdi. La regione ci dà dei soldi se noi abbiamo sostanzialmente dei progetti. E attenzione, che i progetti devono essere cofinanziati. Se i progetti non sono cofinanziati, la regione non dà i soldi. L'altra questione rilevante è quella del disavanzo. Allora, dicono ieri, mi spiace anche perdere le probabilità di perdere le elezioni, essere governati da quella coalizione. Io credo che noi avremo 10 anni di gravi danni. Quando uno dice c'è un avanzo di abilità, prima ho detto che c'è un dissesto, il consiglio comunale, poi ho detto che c'è un disavanzo, adesso dicono che è un avanzo troppo alto. Apro qui una parentesi, cioè siamo amministrati da un commissario e non un sindaco, e dicono che il disavanzo è troppo alto, che l'avanzo è troppo alto, è da dire una colpa al commissario, perché se non ho speso, perché dicono è alto perché non hanno speso i soldi, e io non ho colpa al commissario, accettiamo noi. Ma non sanno neanche che l'avanzo di amministrazione, che non sarà di 800, prima ho detto niente, prima ho detto 300 perché la prima ipotesi era 300, poi è diventato 800 e ha detto che ha detto che è 800 ed è tanto 800, adesso non sanno che sarà 1,2 milioni, e chi dentro qua sa che se io dico 1,2 milioni ci avviciniamo da 1.150 a 1.250. Perché? Perché è successo questo, che con questa delibera qua del 7 di febbraio, 7 di dicembre, lo Stato ci ha riconosciuto i soldi dei fabbricati lì per 535.000 euro. Questi, siccome ce l'hanno riconosciuti il 7-12, vanno in avanzo di amministrazione, e lo Stato ce l'ha comunicato il 7-12 proprio perché non voleva che noi usassimo i soldi. L'altra sera, nel confronto diretto, poi mi fermo, hanno detto, oltre a dire che c'è il disavanzo e quindi non siamo stati in grado di governare, hanno detto che c'è un avanzo di amministrazione che vuol dire che non si sono spesi i soldi dei cittadini. Ma scusate un attimo, se i soldi che lo Stato mi ha dato il 7 di dicembre, io non posso prendere i soldi. E questa è la delibera del 7 dicembre. Se andate nel sito internet, perché bisogna essere anche capaci di leggere, non solo leggere il giornale, ma andare nel sito internet, voi vedete perché c'è il titolo che forse confonde, questa qua poi mi fermo, la delibera. Per fortuna non ho più parenti in comune, se no ti direbbero che c'è qualcuno che mi passa le carte. Ma qui c'è una delibera, numero 78, 30/12/2009, prelievo del fondo di riserva. Allora, se uno dice che prelievo del fondo di riserva non va, qui è una delibera di giunta con i poteri del commissario, con i poteri è una delibera del commissario con i poteri della giunta. Se uno va in sito internet e vede il prelievo del fondo di riserva, non si accorge che dentro, nel corpo della delibera, c'è scritto che quel prelievo del fondo di riserva era stato dovuto al fatto di pagare l'AIB, che è una società che ci ha fatto la verifica dei fabbricati, e che noi avevamo messo in convenzione che avevamo dato quei soldi solamente se lo Stato ci avrebbe riconosciuto
Sanzi, perché dicono che la lista loro, una delle loro liste, Italia Viva, non c'entra con l'Italia dei Valori, questa è la dichiarazione nazionale dell'Italia dei Valori, e poi ci dicono, per esempio a Porto Vecchio, stanno dicendo che noi non abbiamo preso i soldi per la pista ciclopedonale del Porto Vecchio Porto Guarda. E quando poi noi abbiamo mandato un volantino a casa, dove sostanzialmente per evitare che qualcuno interpretasse male abbiamo mandato questo invito casa per casa. La Gazzetta Ufficiale del 5 marzo numero 53, qui in fondo c'è scritto Comune di Portogallo, pista ciclabile Portogallo Porto Vecchio 300.000 euro 2009, 2010, 2011. Io mi auguro che il candidato sindaco, non ho paura di dirlo, sia consigliato male, abbia informatori sbagliati o abbia gente che non conosce, perché se questo fosse quello del Santa Cecilia, della Campus, che ho scritto questa lettera a tutti i cittadini, il riferimento alle somme ricevute per l'università, dice i finanziamenti per la Fondazione Santa Cecilia e della Pigotto, se sapessero cosa stanno facendo avremmo toccato il paradosso del ridicolo, perché prima con la vicenda Pigotto, anche se il nome non dovrei farlo, prima hanno detto che non andava bene l'accordo che abbiamo fatto e quindi non bisognava rinnovarlo. Poi quando qualcuno le ha fatto capire che sarebbe rientrata ieri, ha detto ma forse questa non deve rientrare e allora forse bisogna dare le ferie, e le hanno dato le ferie, ma dopo le hanno detto che non va bene neanche così, bisogna fare una modifica della pianta organica, perché se per caso avessero vinto gli altri avrebbero avuto difficoltà a modificare la pianta organica e allora hanno sospeso la pianta organica. Lo dico di fronte alla registrazione. Allora se volete ve ne racconto di queste, perfino troppe. Mi fermo qua perché siamo qui per capire se questo programma e se questi candidati sono in grado di darci una mano a governare. Ma per dire che siamo arrivati al termine della campagna elettorale, mi dispiace dirlo, in una situazione tale per cui non si riesce a discutere i programmi, si raccontano bugie, non si dà la capacità di dire le cose che si fanno. Anzi si dicono che chi ha firmato la convenzione per sottopassi sumari, quando si sa bene che sottopassi sumari delle persone che hanno lavorato 4 anni fa, quando si sanno bene, vuol dire che per esempio la convenzione con via Solferino, il discorso dei partiti di via Solferino, ci sono interrogazioni e interpellanze, penso di 5 anni di Gradini, bene, che hanno prelevato i soldi dall'SMI, non dalla regione, dall'SMI, o quando si continuano a dire che le piste ciclabili di Giussano e Lugnana le hanno fatte loro solo per la convenzione che è stata firmata con la regione Veneto, parte della provincia, 5 mesi fa, e adesso 5 mesi che è bloccato. Quindi, scusate la carrellata che ho fatto, ma volevo inquadrare lo stato d'animo che c'è in questa campagna elettorale. Dopodiché, qui ci sono i candidati, abbiamo preferito mandare questo coso casa per casa, così se dovessimo vincere noi siamo in grado tutti i giorni di guardare questi signori assieme a me, perché non hanno rispettato le cose. E l'altra questione che voglio dire, non mi sarà mai permesso di coinvolgere nella mia lista, perché poi adesso non voglio parlare della lista per progetto, delle persone che non hanno mai fatto politica. Se ci fosse stato qualcosa di strano o qualcosa di delicato o qualcosa di poco corretto, non avrei mai chiesto a queste persone. E siccome nella mia lista ci sono persone che non hanno mai fatto politica, che sono rappresentanti della società civile, e ci sono 2 o 3 persone che hanno fatto nel passato politica 20 anni, 15 anni fa, io non avrei mai chiesto di venire a lavorare con noi in caso di